carabinieri del RIS al lavoro dentro e fuori l'abitazione dove è stata uccisa Margherita Ceschin. Trovate diverse impronte, gli investigatori concentrati in particolare su una trovata nell'auto della vittima. Aggressione di San Pelaio, il 37enne DJ dominicano che ha brutalmente picchiato la sua ex compagna, condannato a 7 anni, il PM aveva chiesto 14 anni. C'è anche un trevigiano tra gli 8 minorenni indagati da Polizia Postale e Digos in 7 città italiane. In una chat Telegram si scambiavano informazioni e video su armi ed esplosivi. Non fanno saltare il bancomat, ma usano un dispositivo elettronico per eludere i sistemi di sicurezza ed erogare denaro. Banda tecnologica in azione a Mareno di Piave, spariti 150.000 euro, altro colpo a Vittorio Veneto. Ladri scatenati dopo i 2 raid a Roncade, i malviventi in azione a Villorba e Monasserqui, oltre a mettere a soqquadro la casa, hanno rotto il salvadanaio del bimbo per portare via pochi euro. Sicurezza in centro a Treviso, sul caso PAM aperto dalla CGIL interviene il comandante della polizia locale Andrea Gallo che annuncia l'arrivo di 50 nuove telecamere. Il corteggiamento di indipendenza veneta nei confronti dell'assessore regionale dopo il congresso della Lega è concreto, le parole del segretario Michele Favero. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli lo avete sentito in primo piano ancora. L'omicidio di Margherita Ceschin, sono arrivati questa mattina intorno alle 10:30 i carabinieri del RIS di Parma presente, il PM Andreatta, il nucleo investigativo dei carabinieri di Treviso, il tenente colonnello Marco Turrini. Per tutta la giornata sono stati effettuati rilievi ed accertamenti, repertate impronte e tracce. Hanno utilizzato i più sofisticati strumenti alla ricerca di impronte e tracce biologiche dei killer di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa brutalmente nella notte tra venerdì e sabato scorso. I carabinieri del RIS di Parma sono arrivati nella mattinata e fino al tardo pomeriggio sono rimasti nell'abitazione di via 28 aprile. Gli uomini del reparto investigazioni scientifiche si sono fermati a lungo sulla macchina della vittima. I malviventi, dopo aver scavalcato la ringhiera, sono saliti sulla vettura passando da lato accanto al muro per non farsi vedere e poi da lì sul terrazzo che porta alla cucina della donna. Rilievi effettuati con lampade stroboscopiche e pennelli per la rilevazione di impronte latenti. Tutto è stato passato a setaccio, dal terrazzo ai tubi del gas alla grondaia per poi passare all'interno della casa. Oltre al RIS, anche i carabinieri del nucleo investigativo di Treviso, del nucleo operativo di Conegliano, il pubblico ministero Anna Andreatta e il legale a cui si sono affidate le figlie della vittima, l'avvocato Umberto Saracco, che è entrato qualche istante nella casa. Una casa normale. Tranne la camera da letto? Non sono entrato in camera da letto e sono stato molto discreto. Sulla macchina sarebbe stata trovata un'impronta ora repertata, così come tutto quello che è stato trovato all'interno del terrazzo e della casa. Intanto si continua ad indagare. 2 malviventi senza scrupoli, 2 sagome immortalate nelle immagini delle telecamere. Nulla viene tralasciato, ogni ipotesi, ogni dettaglio. Tutto per bloccare i killer. Domani intanto l'ultimo saluto a Margherita Ceschin a San Pietro di Faletto. José Rodriguez, il 37enne dominicano che ha picchiato la sua ex compagna facendola finire in ospedale, è stato condannato a 7 anni. Il reato è stato riqualificato da tentato omicidio a lesioni aggravate. Non volevo uccidere, lo ha detto e ripetuto l'avvocato Alessandra Nava, che ha difeso il 37enne dominicano accusato di aver picchiato a sangue la sua ex compagna, una 27enne italiana, il 18 dicembre del 2022. Ed il GUP Cristian Vettoruzzo ha accolto questa tesi ed ha riqualificato il reato da tentato omicidio a lesioni aggravate, senza la recidiva specifica. Questo ci è sembrato fin dall'inizio l'esito più giusto, quello più rispondente ai principi di legge, in quanto per una serie di circostanze che ho evidenziato al giudice ritengo che non si potesse oggettivamente ravvisare alcuna volontà omicidiaria nell'imputato. L'uomo è stato condannato a 7 anni per lesioni aggravate per la rapina ed il furto dei cellulari dell'ex compagna e dell'amica che era con lei. Pena sostanzialmente dimezzata rispetto ai 14 anni di carcere che aveva chiesto invece il pubblico ministero Barbara Sabattini. Ritengo che in attesa di leggere le motivazioni
della sentenza, la difesa possa ritenersi ragionevolmente soddisfatta per quanto riguarda la responsabilità. Leggeremo poi con attenzione le motivazioni e valuteremo naturalmente se e che spazio vi dovesse essere rispetto anche alla quantificazione della pena. Insomma, l'avvocato Nava si riserva la facoltà di presentare ricorso in appello. I fatti erano accaduti nell'abitazione dell'ex compagna a San Pelaio. L'uomo non era la prima volta, l'aveva aggredita con calci e pugni facendola finire in ospedale, dove la 27enne era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Fra l'altro aveva anche rubato i cellulari della sua ex e dell'amica per non permettere loro di chiedere aiuto. C'è anche un minorenne trevigiano tra gli 8 indagati nel blitz della polizia postale della Digos in 7 città italiane. È scoperta una chat Telegram nella quale giovanissimi si scambiavano informazioni e video su armi ed esplosivi. Le frasi più inquietanti. Io avevo una pistola Glock, però poi ci sono andato a scuola perché l'avevo visto in un film americano. E ancora, io sono andato a scuola con un coltello multiuso, ho rischiato molto di andare al minorile. Un altro, io portavo quello a scatto nel giubbino. A scrivere sono ragazzi giovanissimi minorenni in una chat Telegram utilizzata per condividere le loro esperienze con le armi e scoperta dalla polizia postale della Digos in 7 città italiane, tra le quali Treviso. Le perquisizioni sono scattate stamattina nell'abitazione degli 8 indagati con il supporto dei cani poliziotto. Un'indagine partita nell'ottobre 2022 da Milano e portata avanti dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, che ha scandagliato le chat assistendo e registrando i dialoghi tra utenti di Treviso, Milano, Lecce, Pisa, Sassari, Avellino e Nuoro. Altri esempi deliranti. I miei genitori sono contrari alle armi, allora me le fabbrico io oppure me le prendo da qualche parte. Avete mai fatto una Molotov? Io sì, martedì provo a fare del napalm. Gli internauti, spiega la polizia, affermavano di andare in giro con coltello e a volte persino con pistole a salve o d'aria compressa e pubblicavano foto e video che mostravano le armi esposte in poso durante l'effettivo utilizzo. Nelle loro discussioni su Telegram richiedevano informazioni e consigli su come confezionare molotov, esplosivi e detonatori, pubblicando anche foto degli ordigni realizzati. Qualcuno ha un video tutorial per un detonatore? Era infatti un altro quesito. Buon pomeriggio, ecco a voi un piccolo dispositivo, salutava qualcun altro. Il fenomeno di questo tipo di chat, continua la polizia, è andato aumentando con l'avvento delle repliche, pistole con le stesse misure, pesi e materiali di quelle vere ma non funzionanti, e con le armi da soft air, di libera vendita, spesso esibite come trofei in foto e video. Al momento delle indagini non emerge se abbiano fatto solo affermazioni o realmente avuto questi comportamenti, ma alcune perquisizioni hanno dato esito positivo, dato che nelle abitazioni sono stati trovati coltelli, armi giocattolo, tirapugni e altro materiale. Ragazzini per lo più insospettabili che facevano a gara ad andare a scuola armati di tutto punto, come dei piccoli boss. Uno scenario che potrebbe allargarsi ulteriormente, gettando un'ombra terribile sulla vita segreta di tanti giovanissimi. Ore d'angoscia a Villorba per la scomparsa dell'83enne Giuseppina Biscaro, allontanatasi da casa in via Centa a Villorba questa mattina alle 9. Al momento della scomparsa vestiva una maglietta bianca con golfino blu e un paio di pantaloni blu, è alta 1,55 m, pesa 50 kg, il colore dei capelli bianchi, occhi marroni, non ha con sé alcun documento nel cellulare, potrebbe trovarsi in stato confusionale. Chiunque avesse notizie è pregato di contattare i carabinieri al numero 112. Continuiamo con la cronaca. Raffica di furti al bancomat nel territorio della Marca, l'ultimo a Mareno di Piave 2 notti fa. Un colpo da 140.000 euro, quello messo a segno dalla banda di rapinatori al postmat di Mareno di Piave la notte tra martedì e mercoledì. Un bottino ingente che è stato possibile prelevare hackerando il sistema di erogazione delle poste in via Tadirosa. I ladri infatti avrebbero usato la tecnica denominata black box, che consiste nell'inserire un dispositivo esterno controllato dai malviventi in grado di disattivare il sistema di sicurezza. La manomissione del postamat ha permesso ai banditi di agire indisturbati nel silenzio, senza destare così nessun sospetto. La via dove si trova la posta è una strada secondaria, una zona tranquilla e residenziale. La signora che abita di fronte racconta che l'allarme delle poste il mese scorso a intermittenza continuava a suonare. Mia nipote è andata più di una volta a reclamare e gli ha detto: ma guardate che sto allarme suona sempre e dà fastidio, guardate che la volta che vanno veramente i ladri. Non è la prima volta che però viene preso di mira questo postomat? No, anni fa
hanno fatto ancora. Quello del 28 giugno è infatti il secondo colpo che i ladri mettono a segno al postmat di Mareno di Piave. Una somma ingente quella prelevata con questa tecnica, che non si è fermata solo al comune di Mareno. Colpi simili sono stati messi a segno la stessa notte a San Giacomo di Veglia, nel comune di Vittorio Veneto, e la notte tra mercoledì e giovedì nella zona di San Donà di Piave. È di pochi giorni fa anche il tentativo di furto al postmat di Altivole, che però non è andato a segno per l'immediato intervento dei carabinieri. Una banda di cyberladri che agirebbe con questa modalità e che sta battendo diverse zone. In corso le indagini per identificare i malviventi. Ladri scatenati dopo i 2 raid di furti a Roncade che vi abbiamo raccontato in questi giorni, malviventi in azione a Villorba e Monastier. Qui, oltre a mettere a soqquadro la casa, hanno rotto il salvadanaio del bimbo per portare via pochi euro. Alle 16:30 i ladri sono in via San Rocco, tornano per la seconda volta nel quartiere di Roncade razziato il giorno prima. Alle 17:30 con tutta probabilità arrivano a Monastier e prendono di mira un'abitazione in zona residenziale, via Emilia. È Sara l'ultima a chiudere casa, lascia aperte 2 finestre con le zanzariere abbassate per far passare l'aria. Di lì a poco sarebbe arrivato il compagno. In pochi minuti i ladri entrano nella loro abitazione, addormentano il cane, mettono a soqquadro la stanza, la loro e quella dei bambini, spaccano il salvadanaio del bimbo più grande, 6 anni, portano via una collanina e un orologio, ma lasciano impronte anche sull'armadio della camera. Ecco la foto, poi sul davanzale e sul fasciatoio del bimbo di 1 anno e mezzo. Spostano un quadro, probabilmente per cercare una cassaforte. Sara e Luca non vogliono parlare, hanno affidato la loro rabbia ad un post tra i commenti del gruppo Furti in Corso. Sullo stesso social questa mattina è apparso questo post. Ladri a Villorba, anche in questo caso, si sono introdotti in un'abitazione con i proprietari all'interno. A Monastier i ladri erano ancora in casa quando Luca è rientrato, con lui c'era il bambino più piccolo. Il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, ha annunciato l'intensificazione dei controlli, ha fatto un nuovo appello al controllo di vicinato, ma non nasconde la sua preoccupazione. Tutto il territorio comunale impensierisce da questo punto di vista, perché dove sono case sparse, perché sono case sparse, dove ci sono concentrazioni perché si pensa che sia qualcuno che magari va dal vicino. No, dobbiamo tenere gli occhi aperti e le orecchie ben tesi ovunque, e ripeto, quando c'è qualcosa che non ci quadra, meglio una telefonata fatta per niente che una mancata telefonata, quindi avvertiamo subito le forze dell'ordine. Ed ora parliamo di sicurezza a Treviso. Sul fronte aperto dal sindacato CGIL che riguarda il PAM, in centro interviene il comandante della polizia locale Andrea Gallo, che annuncia l'arrivo di 50 nuove telecamere. Il comando di polizia locale dal 1° di gennaio ad oggi ha effettuato ogni giorno dalle 2 a 3 ore di servizio apiedato proprio in quelle zone lì. Stiamo parlando di oltre 400 ore di servizi appiedati, stiamo parlando di oltre 40 verbali nei confronti di persone che abusano di alcol in quella zona lì. È previsto per i prossimi giorni un incontro al comando di polizia locale con la dirigenza del supermercato PAM. La situazione in quel quadrante del centro di Treviso è nota e attenzionata da tempo. Diverse le telecamere installate, pubbliche e private, eppure i dipendenti del supermercato hanno rivelato attraverso le dichiarazioni del segretario della CGIL, Alberto Irone, di vivere quotidianamente in uno stato di ansia. Grande lo sforzo profuso ad oggi dal comando di polizia locale, deciso ora però a muovere un'altra leva. È necessario che anche la direzione del PAM ci dia una mano, perché questi fatti che sono avvenuti all'interno del supermercato dimostrano che la sicurezza è garantita magari all'esterno, ma all'interno bisogna incrementare ulteriormente questa sicurezza. Chiederemo a PAM di mettere a disposizione una vigilanza privata ogni giorno, non solo nel fine settimana come succede ad esempio da settembre fino a giugno, ma chiediamo uno sforzo in più. Sono oltre 200 le telecamere presenti in città, 10 quelle presenti in quel quadrante. A breve, annuncia il comandante Andrea Gallo, le torri targhe saranno posizionati a tutti gli accessi della città. L'iter per l'apertura del nuovo bando sarà avviato entro la prossima settimana. Lunedì 3 luglio inizieranno i lavori di rifacimento della pavimentazione e del tratto di Corso del Popolo, compreso tra Viale Cadorna e Viale Diaz. I lavori si articoleranno in 2 fasi. La prima interesserà l'incrocio tra Corso del Popolo e Viale Cadorna. La seconda fase interesserà invece il tratto compreso tra l'incrocio con Viale Cadorna e Via Diaz. La durata totale dei lavori è stimata in 40 giorni. Il traffico pedonale sarà sempre garantito. Quello
quello veicolare invece subirà deviazioni segnalate nel sito del comune. La Regione fa il punto sugli investimenti con i 9 miliardi e mezzo di fondi del PNRR assegnati al Veneto. Ecco come sono ripartiti gli investimenti. Al primo posto la voce infrastrutture e trasporti, quasi 4 miliardi. All'ultimo le politiche sul lavoro, meno di 100 milioni. Voci di spesa, progetti e scelte. Sul piatto ci sono gli oltre 9 miliardi e mezzo di euro di risorse del PNRR in Veneto e gli investimenti fin qui progettati dalla Regione. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dice il governatore Luca Zaia, è un'occasione imperdibile per consentire quelle trasformazioni che possono garantire alla cittadinanza un futuro più inclusivo, verde, digitale e alle imprese un sistema più snello, efficiente e sostenibile. Ecco dunque il quadro delle risorse e i settori impiegati, dove spicca in modo evidente la quota riservata alle infrastrutture e trasporti, 3 miliardi e 750 milioni di euro, 3 volte tanto le risorse destinate alla sanità, al secondo posto con 1 miliardo e 73 milioni, e all'istruzione 1 miliardo e 22 milioni. Prima voce sotto il miliardo quella di territorio e ambiente, 863 milioni, e a seguire infrastrutture e politiche sociali, quasi 696 milioni, ricerca e innovazione, 493 milioni, turismo e cultura, 438 milioni, innovazione e imprese, 310 milioni, agricoltura, 309 milioni, digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione, 207 milioni, energia, 183 milioni, efficienza energetica degli edifici, 121 milioni e il fanalino di coda dei 92 milioni per le politiche per il lavoro. I progetti più significativi riguardanti il territorio sono alta velocità, alta capacità Brescia-Verona-Vicenza-Padova, tranvia a Padova, piste ciclabili turistiche, progetto sul Delta del Po, progetti di ricerca università, progetto di Requaro Terme, borghi storici, progetto all'Arsenale di Venezia, progetto sull'idrogeno a Marghera, interventi sul sistema portuale, interventi diffusi sugli asili nido e scuole, case di comunità. La quota maggiore di risorse è gestita da Rete Ferroviaria Italiana in relazione all'alta velocità, alta capacità, seguita dai comuni, dalla regione, dalle università, dagli istituti scolastici. Infine il capitolo trasparenza. La regione si è attivata per monitorare quotidianamente l'andamento del PNRR. Per questo all'interno del sito istituzionale è presente una sezione dedicata in cui, tra l'altro, sono aggiornati periodicamente i dati finanziari. Ed ora parliamo invece di liste d'attesa. Sull'allarme lanciato dai sindacati ieri interviene il segretario del Partito Democratico Andrea Martella. Il 40% delle prestazioni è ancora galleggiante. Per Martella il piano di recupero della regione non può funzionare. La politica della Regione per recuperare le liste d'attesa e riprendere le prestazioni rimaste galleggianti sarà fallimentare. Andrea Martella, segretario veneto del Partito Democratico, contro le dichiarazioni rese ieri dai vertici della sanità, in risposta all'indagine presentata dai sindacati dei pensionati uniti, dalla quale emergeva chiaramente che 7 veneti su 10 non riescono a prenotare una prestazione prescritta. La nostra Regione, che per molto tempo ha raccontato di avere una sanità eccellente, è vero che ha professionisti nel mondo della sanità eccellenti, ma ha ormai un'organizzazione che non riesce più a dare risposte ai cittadini. Io ho dei dati che vanno in questo senso, liste di attesa infinite, persone che non riescono a trovare un medico di base. 29 milioni di prescrizioni nel 2022, eseguite soltanto 16 milioni. Il piano di smaltimento vale per la Regione 30 milioni di euro. Dovrebbe portare entro fine anno a smaltire anche le prestazioni con priorità D, l'ultima. A preoccupare però è il peggioramento del quadro clinico di chi resta troppo in lista d'attesa, soprattutto se anziano. Quando non riesci a curarti è chiaro che insorgono anche problemi di carattere psicologico. Per esempio il tema della salute mentale è un tema che sta emergendo con forza anche nel nostro territorio. È qualcosa che non può funzionare. Questo è un diritto essenziale dei cittadini che non può essere messo in discussione. Cittadella della Salute, slitta ancora il trasferimento dei primi reparti. L'inizio del trasferimento potrebbe essere tra il 10 e il 20 di luglio. Adesso ancora dobbiamo capire, ma comunque saranno le chirurgie. Era prevista inizialmente per il 21 giugno, poi spostata ai primi di luglio, la data dei primi trasferimenti dei reparti nella nuova Cittadella della Salute. Dopo i sopralluoghi nei locali del nuovo blocco ospedaliero per verificare l'idoneità del plesso, si sta procedendo per mettere in sicurezza i pazienti una volta trasferiti.
Stiamo solo cercando di evitare che si crei confusione nel passaggio, perché sapete, quando si lasciano delle cose dall'altra parte, il problema sono i trasporti. Ecco. Allora stiamo affinando i trasporti in modo tale che l'utente, il degente, non abbia sostanzialmente difficoltà. Un trasferimento delicato, spiega il direttore dell'ULSS 2, che deve tenere conto delle difficoltà che ai pazienti lo spostamento può creare. Il problema è che dobbiamo attivare almeno una risonanza, dobbiamo attivare un TAC proprio per dare risposte direttamente in sede senza spostare le persone. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con la politica, il caso Roberto Marcato, il corteggiamento di Indipendenza Veneta nei confronti dell'assessore regionale dopo il congresso della Lega è concreto. Le parole del segretario Michele Favero. Io ho sentito dire molti adesso che fanno dei moniti, no, verso Marcato, attenzione perché chi esce dalla Lega poi non rientrerà mai più, stai attento Roberto, eccetera. Ecco, io credo che un uomo libero debba seguire proprio il suo cuore. Le orecchie di Roberto Marcato in questa settimana staranno fischiando a più non posso. Il suo nome rimbalza di frase in frase, di chat in chat, mentre il diretto interessato scansa dichiarazioni ufficiali e affida a Facebook frasi sibilline. Ma già da sabato ha fatto intendere che si sta guardando intorno. C'è chi lo vorrebbe creatore di una nuova Liga Veneta staccata dal carroccio salviniano, un soggetto che potrebbe portare con sé non pochi leghisti delusi. E poi ci sono le sirene indipendentiste. Roberto si è sempre dichiarato indipendentista, è innanzitutto un amico, perché nei momenti dove così ho avuto bisogno di chiamarlo anche per la sua empatia verso il popolo veneto, è sempre stato disponibilissimo. Credo che Roberto sia diventato in qualche modo così invidiato da qualcuno, e i nomi magari li mettete voi. Qualcuno ha iniziato a vedere in lui un avversario per questa sua empatia con il popolo, per questo suo linguaggio, se vogliamo, molto basico, molto popolare, che però lo fa diventare un personaggio del popolo veneto, amato dai veneti, anche per i voti che lui riesce a portare a casa. E io credo che nell'anima di Roberto ci sia sempre questa voglia di Veneto. Se quello del segretario di Indipendenza Veneta non è un endorsement, poco ci manca. Io credo che Marcato sia un uomo che può fare la differenza adesso, che può incardinare così anche i veneti a seguire una strada diversa dalla politica italiana, perché oggi il Veneto ha bisogno di un partito territoriale che si occupi esclusivamente dei problemi del Veneto. Quanto è alta la percentuale di un clamoroso passaggio lo sa soltanto Marcato. Certo, pare difficile possa concretizzarsi, troppo alto il rischio di un salto nel vuoto, ma Indipendenza Veneta è convinta che sia l'unica strada per smarcarsi dalla Lega salviniana. Questo leone marciano che nasce nel cuore di ogni veneto indipendentista come io e tanti altri non c'è nella Lega di Salvini, se vogliamo essere sinceri. Poi se vogliamo giocare allora va bene tutto. Però la coerenza innanzitutto in politica per noi è un valore assoluto. Chi può portare avanti un'autonomia forte, non questa, uno statuto speciale e chissà mai anche l'indipendenza, come auspichiamo noi, deve farlo perché lo sente dentro, a prescindere dal potere politico che si ha in questo momento. Altrimenti la politica diventa una specie di merchandising, di mercimonio. Traffico da bollino rosso domani lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste con possibili rallentamenti e code in prossimità dei cantieri per la terza corsia e lungo la A57 sempre in direzione Trieste con rallentamenti e code che si potrebbero formare sul tratto Terraglio Bivio A57 a 27. Lo rileva Autovie Venete ricordando che manca poco all'apertura dal traffico dei primi 5 km dei 9 complessivi di terza corsia tra Alvisopoli e Portogruaro. Il traffico lungo la 4, secondo le previsioni della concessionaria, sarà intenso anche sabato, possibili rallentamenti e code in direzione Trieste in avvicinamento ai cantieri con punte di transiti che potrebbero arrivare a toccare sull'intera rete gestita i 184.000 passaggi di mezzi. Sono iniziati il 27 giugno i lavori per la costruzione della rotonda L'Odissea di Spresiano. Il cantiere dovrebbe durare 4 mesi.
È finalmente questa importante opera sul nostro territorio che aspettavamo da tempo, che la nostra amministrazione ha voluto fortemente perché non è un'opera complementare a Pedemontana e che andrà sicuramente a diminuire i rischi che ci sono in un incrocio assai pericoloso. Una rotonda per rendere più agevole il traffico e diminuire gli incidenti. È conosciuto come l'incrocio dell'Odissea, in realtà è l'incrocio tra la Pontebana e la provinciale Via Volta che porta a Lovadina e poi Maserada. Un punto nevralgico per la viabilità di Spresiano, che conta una media di 5 incidenti all'anno, finora nessuno con conseguenze mortali. I sinistri sono comunque troppi, fa sapere l'amministrazione, per questo è stato deciso di intervenire con la costruzione di una rotonda. Un cantiere da 1.300.000 euro totalmente sostenuto da ANAS, più ulteriori 300.000 stanziati da SNAM e dalla Società di Infrastrutture Stradali per la sistemazione di un tubo di metano che creava un'interferenza. ANAS parla di 4 mesi di lavoro, sicuramente ci saranno dei piccoli problemini per gli utenti della Pontebana, però posso dire che è una cosa storica, per cui ecco, a fronte di qualche problemino poi dopo avremo una risoluzione a un grande problema. Rudy Zanatta da quasi 20 anni realizza con la sua associazione i sogni dei bimbi oncologici, ammette vorrei non dover più esaudire desideri perché vorrebbe dire che non ci sono più ragazzi malati. I ragazzi che stanno dentro in reparto per tanto tempo gli si spengono proprio la parte occhi, devono vivere un vissuto che comunque non è per la loro età. E quando realizzi un sogno vedi l'emozione, vedi che esprimono una forza dentro e soprattutto si accendono i loro occhi. È quella luce che si riaccende negli occhi dei bimbi malati quando realizzano il loro sogno a spingere Rudy Zanatta, ormai da 20 anni, ad esaudire i desideri di ragazzi oncologici o affetti da malattie rare. È la morte dell'amato fratello Morris nel 1980 a spingerlo a trasformare quel dolore in qualcosa di positivo. Poi la conoscenza di Emily, ragazza malata terminale che ha un sogno, volare a Capoverde. Rudy, grazie ad una rete di amici, riesce a far fare alla giovane quel viaggio tanto atteso. Ho deciso che tornando a casa di andare dal commercialista e parte l'avventura di sogni. Da Papa Francesco a Messi, da Buffon a Giovanotti, in questi anni Rudy Zanatta ha realizzato circa 300 sogni grazie ad un'associazione che oramai abbraccia tutta Italia. Spesso le richieste arrivano proprio dai reparti dove i piccoli pazienti sono ricoverati. L'onore che ci è dato è proprio di dire anche il potere che ha un sogno, soprattutto di sostenere nei momenti più difficili del percorso di questi ragazzi. E ultimamente anche purtroppo ci chiamano i stessi medici che vogliono regalare proprio ai ragazzi meno fortunati, quelli che purtroppo ce ne sono anche di questi terminali, e loro stessi medici e infermieri ci chiedono di realizzare da parte loro i sogni a questi ragazzi. E anche chi esaudisce i sogni come Rudy ne ha uno enorme che vorrebbe realizzare. Non vorrei più realizzare nessun sogno, proprio perché non ci sono più bambini ammalati. Ecco, un giorno spero si possa arrivare a questo. Questo è il suo sogno? Questo è il mio sogno. Ed ora rivediamo la foto dell'83enne scomparsa da Villorba, Giuseppina Biscoro, la vedete, che si è allontanata da casa in via Centa, Villorba, questa mattina alle 9, al momento della scomparsa vestiva una maglietta bianca con golfino blu e un paio di pantaloni blu, è alta 1,55 m, pesa 50 kg circa, colore dei capelli bianchi, occhi marroni, non ha con sé documenti né cellulare, potrebbe trovarsi in stato confusionale. Chiunque avesse notizie è pregato di contattare immediatamente i carabinieri al numero 112. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Monitoraggio delle acque, ne sono oggetto le coste marittime come quelle dei laghi, ottimi risultati riportati nel bellunese da parte della goletta dei laghi di Legambiente. Il secondo lago più grande del Veneto, quello di Santa Croce, a 2 passi dalla seconda più grande foresta d'Italia, quella del Cansiglio. A premiarlo, insieme al lago del Mis, in comune di Sospirolo, Legambiente con la bandiera delle 5 vele blu,
il massimo previsto assegnato a solo una ventina di località in tutta Italia. Le 5 vele sono date a circa una ventina di località lacustri e un po' di più di località di mare, e questo significa che si riesce a esprimere una qualità ambientale, a farla conoscere nel modo adeguato, dà l'opportunità anche di arricchire quei territori dal punto di vista del turismo di qualità sostenibile e che sta attento a mantenere questi livelli, perché la guida assegna un valore per la qualità ambientale. È evidente la soddisfazione dell'amministrazione comunale, che vede nell'ambito riconoscimento un'occasione, insieme al PNRR, di rilancio del turismo e dei borghi prospicenti, lo Specchio Lacustre. È un riconoscimento importantissimo, un riconoscimento di un lavoro che è stato portato avanti negli anni e che oggi ha trovato un riconoscimento importante, perché oggi la purezza dal punto di vista ambientale è un valore che viene cercato moltissimo e quindi non possiamo che essere soddisfatti per questo importante riconoscimento, sperando di continuare a mantenerlo ovviamente negli anni prossimi. Soddisfazione del sindaco, ma soddisfazione anche da parte della Regione Veneto e soprattutto di chi, per competenze ed origini, al lago di Santa Croce è particolarmente legato. È un risultato assolutamente importante. Allora, intanto partiamo dal presupposto che comunque gli enti pubblici, in modo particolare la Regione e ARPAV, monitorano le qualità delle acque in maniera costante, e quindi noi sapevamo che qua il livello qualitativo delle acque è buono, come anche negli altri laghi. Però avere la conferma anche da parte di un soggetto come Lega Ambiente, che è particolarmente critico in senso positivo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, credo sia un risultato assolutamente positivo. Siamo alla cronaca, incidente spettacolare ma per fortuna senza gravi conseguenze oggi poco dopo le 13:30 sul ponte nuovo di Belluno. A farne le spese una Fiat Punto guidata da un uomo che procedeva uscendo dalla città. La vettura è stata colpita frontalmente da una Volkswagen guidata da una donna che ha improvvisamente invaso la corsia opposta al proprio senso di marcia. Sul luogo sono intervenuti pattuglie della Polizia Municipale, vigili del fuoco e sanitari che hanno prestato i primi soccorsi agli incidentati. Chi ha qualcosa non sempre è cosciente di averla, e così bellunesi spesso non si rendono conto di quanto sia prezioso lo stile di vita che ne caratterizza il territorio. Da Roma l'idea di promuoverne la peculiarità. Un acronimo inventato per lanciare un'idea di futuro, Febel 2030. L'idea parte dalla Cattedra alla Sapienza di Roma del professor Lucio Barbera, e oggi, dopo il debutto a Mele, presso il Museo Diocesano di Arte Sacra, è stata presentata a Feltre. Questa è una visione nuova che dobbiamo dare di noi stessi, dobbiamo cercare di salvaguardare e aumentare la qualità della vita in questa parte, in questa città, che il professore ha chiamato città delle Dolomiti, in qualche modo in quest'unica area urbana, che va poi da Longarone fino a Fonzaso, aumentare la qualità della vita, aumentare i servizi, garantire la sopravvivenza del distretto industriale in cui siamo immersi e soprattutto garantire che i giovani si fermino qui. Per questo dobbiamo offrire servizi anche di alto livello, culturale, ricreativo, e bisogna in qualche modo invertire il trend demografico. Valbelluna, vista come città diffusa, idea metropolitana totalmente diversa dai grandi agglomerati urbani, unica nel suo genere e proprio per questo da difendere e valorizzare. È un momento di riflessione e di studio, perché noi amministratori, almeno questo è quello che penso io, siamo sempre così travolti dall'emergenza dell'ordinario, dal risolvere le buche, e abbiamo poco tempo per fermarci a riflettere, per fare strategia. Ecco, è proprio l'idea di introdurre una strategia che deve essere pensata e valutata con delle competenze e con delle riflessioni ben profonde. È un percorso che può prendere moltissimi spunti da qui. Anche la Polizia Provinciale di Belluno è stata interessata dalle operazioni preliminari al progetto di studio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari sui camosci del Monte Grappa, di cui verranno monitorati i movimenti per analizzarne i comportamenti rispetto al cambiamento climatico. I primi 7 esemplari sono stati catturati sulle pendici del massiccio in un'operazione che ha visto impegnati per diverse giornate gli agenti della squadra cattura nell'area di Cimagrande,
Grappa in un lavoro coordinato proprio dagli agenti della Polizia Provinciale di Belluno. I camosci, tutti maschi, sono stati individuati, sedati e successivamente dotati di radiocollare prima di essere rilasciati nel loro ambiente naturale. Il progetto di studio è finanziato dal PNRR e fa capo al Centro Nazionale per la Biodiversità e si prefigge di osservare come i camosci stiano cambiando le loro abitudini in base all'aumento della temperatura, anche alla presenza del lupo tornato in pianta stabile sul monte Grappa. E questa era la nostra ultima notizia, è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. L'anticiclone si indebolisce lasciando spazio a condizioni meteorologicamente instabili. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 30 giugno. Sul Veneto il mese si conclude con una spiccata variabilità. Inizialmente spazi di sereno alternati ad annuvolamenti e piogge sparse. Nel corso del pomeriggio però tendenza a progressivo peggioramento con precipitazioni via via più diffuse. Temperature ancora stazionarie, minime tra 16 e 18 gradi, massime sui 25-29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà a tratti nuvoloso al mattino, ma vedete avremo rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 26-28 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancheranno diffusi temporali, specialmente a partire dal pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 25-26 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.